abbiamo accolto la proposta di Zonta International in occasione della giornata contro la violenza sulle donne prevista per il 24 e 25 novembre. Siamo l'unico comitato regionale che direttamente ha avuto questa iniziativa. Voi sapete che nel prossimo weekend la federazione, alcune leghe entreranno o quel cartellino rosso o quel segno sul viso. Noi abbiamo voluto entrare direttamente presso le nostre società dimostrando che noi, quando diciamo che lo sport non inizia e non termina in un campo sportivo, è la verità. Noi crediamo che l'ambiente del calcio sia effettivamente un po' sessista, maschilista diciamo meglio. Vogliamo dare la dimostrazione e far capire che non è così. Sempre più donne arrivano da noi nelle nostre società e oltre alla loro bellezza, alla loro gentilezza, portano una capacità che tante volte i maschi non hanno. E noi portiamo un messaggio secondo me molto importante, che è proprio un messaggio contro la violenza alla donna, indipendentemente da colore, razza e religione, ed è un messaggio che ci viene dato dallo Zonta International nell'ambito della campagna Zonta Says No. Lo sport, per cui in questo caso con il calcio e soprattutto con la sensibilità anche del Presidente Ruzza, ci ha dato la possibilità di far arrivare questo messaggio a tutti i ragazzini di qualsiasi età nell'ambito dilettantistico e far passare questo messaggio come qualcosa di estremamente importante, perché io credo che mai come in questo periodo la dignità della donna sia stata un pochino calpestata e soprattutto non viene considerata nella sua valenza. È un periodo particolare, ci sono stati casi di violenza anche sugli arbitri che sono arrivati alle cronache nazionali. Diciamo che c'è una coincidenza, la violenza è storica, atavica, quindi la lotta contro ogni forma di violenza sicuramente è socialmente appoggiata dal mondo sportivo, del calcio. Noi siamo sensibili a questo tema perché la donna rappresenta una grossa fetta della nostra associazione, in Italia sono circa 2900 ragazze che arbitrano, quindi un numero cospicuo, e la figura femminile che tendenzialmente ingentilisce l'ambiente calcistico viene di rado toccata da queste forme di violenza in campo. Lo sport può solo veicolare informazioni positive, culturali e sociali a favore della necessaria lotta contro ogni forma di violenza sulla donna, in particolare visto che numericamente nel mondo civile è in costante aumento.